Blindo Studios presenta. Sì. Oh yes. Sì. Già, c'è i sondaggi. No, dicevo, stavo traccheggiando. Era mica che traccheggiavo, lo so. Vabbè, sai che faccio? Faccio un bel sondaggio con parole. Sai la parolina, sai, io chiamo le persone e dico merda, per esempio, no? E le persone, insomma, lì per lì non sanno come rispondere, o se la prendono oppure dicono no, ha sbagliato numero. Ho pensato invece di usare queste paroline un po' grasse, di usare parole più colte, ma difficili. Sai, il famoso globo terracqueo ci insegna. Quindi io chiamo le persone e dico delle parole, magari attribuisco anche, in questo caso, visto che si può fare, non posso dire a una persona lei è una merda, no? Dico sempre merda, non riferendomi alla persona stessa, però posso dire un'altra cosa, no? Sì, una cosa che non sia un'offesa. Certo che posso dirlo, come no. E quindi casomai possiamo anche ritorcere su questa persona o sulla persona, o su chiunque ne abbia facoltà, cioè che risponde. Sì, praticamente questo epiteto, se vogliamo chiamarlo così, in realtà, insomma, vabbè, vediamo, proviamo. Intanto, sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Parallasse. Parallasse. Non ho capito, dica chi è. Parallasse. No, qua è... Come no? Scusi, come no? Parallasse. Ha capito? No. Mi dica che cosa vuole e chi è. Allora, parallasse. E poi? Come poi? Cioè, io la chiamo. Sì. Faccio il suo numero. Sì. Lei mi risponde e mi dice pronto, no? Giusto? Come è andata? Io sono Abderico, E io ho detto parallasse. Va bene? Parallasse. Ecco. E ora tocca a lei. Mi dica. Cioè, non ha capito? Lei fa il mio numero perché io le ho fatto il suo numero? No, lei non ha fatto il mio numero, io ho fatto il suo numero, no? Non si ricorda? Lei ha risposto, giusto? E che cosa le devo dire? Cioè, io le dico parallasse. E io che cosa le devo dire? Le dico buongiorno. Le dice buongiorno se io le dico parallasse? Io non so neanche che cosa vuol dire parallatte, mi scusi No, tanto. no, allora io lo dico a lei perché lei è un gran parallasse, ha capito? Io così la descrivo, lei è un parallasse. Buonasera, buongiorno. No, non era buonasera, buongiorno. Sì, dietro c'è una donna in verzicolia. Quindi la richiamo, no? E magari ora arriva lei. Sì, è parallasse. Già. Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno. Stavo dicendo a suo marito, vero, era quello di prima? Suo marito? Mi dica. Che è un gran parallasse. Cosa vuol dire, scusi? Come cosa vuol dire? Ma lei chi è? Cioè, se io dico sei un parallasse, e questo mi dice buongiorno e buonasera, ma vogliamo scherzare? Lei chi è? Lei? Io? Sì. Lui lo sa benissimo chi sono, perché quando uno dà di parallasse a un'altra persona, quella persona sa perché glielo danno, non è una cosa gratuita. Sta dicendo? Mi scusi, lei con chi crede di parlare? Ha sbagliato. No, suo marito si chiama Piero, non sbaglio, signora, non sbaglio. E lei chi è? So benissimo, a lei non devo dire niente, ma lui è un bel parallasse, se lo ricordi, ha capito? È un parallasse, ha capito? È un parallasse. Ma chi è? Ma chi è lei? Mi dica il suo nome, per favore. Vabbè, io glielo posso anche dire. Sì, me lo dica. Geronimo Stilton. Ah, bene, bravo. Perché? Umberto Polino. Cazzo, questa la sapeva. Cioè, lei non sa cos'è il parallasse e chi è Geronimo Stilton. Guardi, io non so quello che vuol dire ma, lei. Signora, ma come fa? So come lei conosce mio marito, la prego. Ma lei legge quelle cose lì? Buongiorno. È ancora bambina allora. Stiamo mangiando, mi scusi. Sì, lei è un parallasse, anche lei è una parallasse, la signora è una parallassa. Ecco, ovvia. Capito? No, la cosa carina è che parallasse proprio manco per la capa, manco per la capa. Ma Geronimo Stilton, dico bene, che è Geronimo, sì, che è poi una cosa per ragazzi, per bambini, insomma. Questa la sapeva.
È interessante, io lo trovo interessante e quindi vado a parallassare qualcun altro. No, è bene raccogliere queste informazioni, questo tipo di informazioni e poi trarne le conclusioni del caso. Ecco fatto. Ho fatto un altro numero, vediamo il parallasse. Vabbè, vediamo se risponde, dai, su. È un bel topolino, ma allora? Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno, parallasse. Chi parla, scusi? Sono Geronimo, devo parlare con Aldo. Non c'è? Lei chi è, la moglie? Sì. Ecco, le posso dire signora che lui è un gran parallasse. Glielo dica, è un gran parallasse. Parallasse, cosa vuol dire? Parallasse. Cosa vuol dire? Come cosa vuol dire, signora? Perché mi chiede cosa vuol dire? Non lo so la parola. Non sa nemmeno cosa vuol dire parallasse. No. Ma in che mondo viviamo? Non lo so. Cioè, se io dico che lui è un parallasse, e lo dico anche con un certo risentimento, signora, ci sarà un motivo, no? Sì, ma mi spieghi la parola che io non la conosco. Ma signora se la vada a cercare su un vocabolario, io non sono qui per spiegare le cose, non sono mica un professore. Io dico parallasse perché parallasse è una parola che descrive esattamente Aldo. E come si chiama lei? Io Geronimo, l'ho detto prima, Geronimo Stilton. Geronimo? Stilton. Sinton? Sì, Clinton. Clinton? Clinton, sì. Benissimo. Sì, Grazie, signor Clinton. Sì, arrivederci signora Levinsky. Arrivederci. Sì, signora Levinsky. Vabbè, era Clinton che parlava con la Levinsky, alcuni anni dopo insomma, si ritrovava. Vabbè, no, andiamo avanti, parallasse, sì, parallasse, sì. Oh, sì, certo. Boh. Andiamo, va. Sì. No, capita, no, sì. Vediamo adesso, su. Oh yeah. Ah, si può cambiare anche parola, niente. Sì, no, si va da un altro. Ma cambiamo parola, invece parallasse se ne può dire un altro, sì. Insomma, ora ne devo pensare, perché la prima che mi è venuta in mente è il parallasse. E adesso vediamo che cosa mi viene in mente appena mi risponde qualcuno, perché ho proprio bisogno di sentire la voce per dare una parola così distinto. Ora me ne è venuta una in mente, per la verità. Vabbè, dai, su, forza. Non parallasse, dai, se non mi passa di mente la parola. Dai. Niente, No, ma adesso non c'è. Oh, dai, non ne posso mica fabbricare io, bah, io faccio quello che posso. Cari amici del G, il sondazzo, sì. No, per ricordarvi, no? Casomai pensaste, impossibile, ma, cioè, come dire, dove trovi? No, trovi, ma... Dai che mi va via di mente la parola, forza. Se mi tocca ridire parallasse un'altra volta. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Dica. C'è quel prolegomeno di Giacomo? Chi è, scusi? Sono Maurizio. Maurizio? Sì. Non so. C'è quel prolegomeno? Sì, adesso che è un... lo chiamo. Sì, ecco, vabbè. Giacomo? Ha fatto un sorrisino. Forse conosce il termine? Forse conosce il termine prolegomeno? Molti ascoltatori diranno, oggi dici che sono queste cose. Pronto? Pronto Giacomo? Dimmi. Ti dico subito, sei un gran prolegomeno, hai capito? Un prolegomeno. Io non ne posso più, sei un prolegomeno, hai capito? Ecco. Sì, ma chi sei? Chi sono io? Gliel'ho detto a quella signora lì, chi è? Tua moglie? Tua moglie. Bene, bravo. Prolegomeno sei, un prolegomeno. Io sono Maurizio. Ma chi Maurizio? Maurizio Coclite. Maurizio? Coclite. Coclite. Quello sono il fratello di Orazio, dai. Volevo dire, te sei un prolegomeno, hai capito? E oserei dire anche un parallasse, guarda. Sì, ma cosa
vuoi da me? Dirti che sei un bel pezzo di prolegomeno. questo si incazza un po', richiamiamolo, ma sì, ma dai, ma sì. Sì, l'ho richiamato. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono sempre io. Ma chi è? Io sono stato mandato a fare in culo da... Hai capito? Io ho detto prolegomeno e parallasse e quello mi diceva vaffanculo, ma io non mi ho offeso, Allora, facciamo un tentativo per vedere se questa volta viene lui, ma sai, è di quelli che fanno vaffanculo e poi decidono di non dare più seguito alle loro conversazioni, mandando avanti da veri coniglioli le donne. Ecco, vedi, guarda, visto, conigliolo, parallasse e prolegomeno. Oh. No, da dire le cose me le stanno. Andiamo a qualcun altro. Sì. Dai, questa. Sì, va bene, poi dopo ve le spiego, forse. No, perché io credo che sia più carino, più stimolante che voi andiate a cercarvele da voi queste parole, no? Telecom Italia. Telecom Italia? No, non cercatela questa qui, no. Non è il caso. No. Se no poi trovate tronchetti e vi troncano. Sì. Vabbè, aspetta, fammi, ecco, questo, dai con questo. Prolegomeno, parallasse, su, dai, su. Andatela a cercare da voi, ma un po' di interattività, Inter, Milan, fate voi. No, dai, forza. Si cambia la parola ancora? Oppure aggiungiamo, sì, possiamo fare anche tutta la lista. Dai, su, forza, rispondi. No. Ciao, l'Ellade Fabrizio. Sì, addio Nino. Sì, Ellade. Ha detto Ellade, ma mi sembrava avesse detto Ellade. Non lo so. Vabbè, andiamo a questo. Sì, no, Ellade c'era ieri, dai, su, forza. Se no poi qui si fa confusione. Ecco, vai, dai, vediamo, perché poi non rimangono molti minuti per andare avanti con queste parole, però mi piace molto, mi diverte molto usare questi termini e sentire le persone che cadono dalle nuvole, no? Sì, un po' in culo anche, mi dicono. Sì. Pronto, buongiorno, parlo con Dario? No, sono il figlio. Il figlio di Dario. Io posso dire che Dario è un gran catecumeno, ha capito? È un catecumeno nato. Io non sopporto più. Ecco. Ma con chi sto parlando, mi scusi? Io sono Maurizio e gli dica a suo padre, se non c'è, se c'è me lo passi. No, non c'è. Glielo dice lei, che non solo è un catecumeno, ma anche un prolegomeno, è un parallasse di prim'ordine. Io di prim'ordine nel senso negativo del termine, intendiamoci bene, Ma ha capito? Ma scusi, ma lei da dove chiama? Cosa gliene frega lei da dove chiamo io? Ho detto chi sono, chiamerò da dove voglio io. Solo chi è Maurizio. Sì, Maurizio, sì, e quindi Dario è un catecumeno, ha capito? È un catecumeno. No, non ho capito. È pure un prolegomeno, è un parallasse, ha capito? È un parallasse nato, ecco. Adesso è più tranquillo. No, glielo dice per conto mio o no? Io lo dico sicuro. Si ricorda questi termini o no? Ma non lo so se li ho capiti. Che io non dico alle persone, vaffanculo, testa di cazzo, pezzo di merda, non dico queste cose, però dico le cose come stanno. È un catecumeno, è un parallasse, è un gran prolegomeno. E poi le posso dire un'altra cosa, è anche un po' prodromo, ha capito? Guardi, anzi nemmeno un po', tanto prodromo, ha capito? Oh, figlio di Dario, pronto? Mi sente? Va, viene. Oh, ma che fa? Ma come? Parallasse anche lui, figlio di un parallasse, di un prodromo, di un prolegomeno, di un catecumeno. Vergognati! Ecco, non ti rendi conto, della tua situazione? Basta, non c'ho più tempo. Parallasse, tu sei altro.
Buongiorno, in studio Patrizia Simonetti. Prodi sul caso Telecom al Senato. Il Premier ribadisce: non ero informato del piano di riassetto del gruppo. Riunione straordinaria al Campidoglio a Roma dell'Associazione dei Sindaci, sul tavolo la contestata finanziaria. Magistrati parzialmente soddisfatti del testo sulla giustizia approvato ieri dal Senato. Oh sì, oppure no. Che lo sa. Bene, ci siamo, dai, è la seconda parte, ruota libera, dopo parole difficili, via, siete andati a cercarle, avete ottemperato a, insomma, l'indottrinamento personale, ma non lo so, forse sì, forse no, magari più tardi. Sì, vi dirò qualcosa di più su quelle parole, via, su, dai, in fondo sono buono. E allora adesso a ruota libera andiamo a sfrugugliare chiunque possa come dire, capitare sotto le mie grinfie. E io mi sgrinfio Giovanna, ecco. Sì, chi è Giovanna? Che ne so, so niente di queste persone io. Al massimo so il nome, posso sapere l'indirizzo, il numero telefonico, ma non so altro. Anche la città, questi conosco, siamo in Italia, questo è sicuro. No. Sì. Pronto? Pronto, Giovanna. Come stai? Sono Darko, come stai? Non ho capito. Sono Darko. Hai capito? No. Giovanna, Darko. Hai capito? Ma no, ho come un'amnesia in questo momento. Un'amnesia? Sì. Un'amnesia? No, ma come? Un'amnesia? Ora come ora? Vabbè, io non capisco. Sono Darko, sì. Giovanna. Darko. Ah, non ti ricordi, No. Ai. Vabbè, allora lasciamo stare, va. Ma se riesci ad andare più avanti e dirmi qualcosa di più... Io vorrei andare più avanti, ma tu me lo impedisci perché non ti ricordi di me. Ma come? Saranno passati un po' di anni, certamente. Ma non ti ricordi a Rouen? Non ti ricordi a Rouen? No, io non conosco nessuno. Non ti ricordi? Te friggevi. Lei friggeva d'amore per me, no? Veramente a Rouen friggeva proprio perché Giovanna d'Arco era stata messa al rogo. Ecco, però io bisognava richiamare. Sì, proprio lì, già. Questo è messo, cioè, punto preciso l'hanno messa al rogo Giovanna d'Arco, io sono stato lì e ho detto, cazzo, che caldo che ci fa. Davvero. Accanto ci hanno fatto una chiesa un po' troppo moderna, sì, vabbè. Sì. Devo richiamarla, signora. Non ho capito, Darko, non ha ricollegato, le persone non ricollegano. Figurati se ora lei risponde, magari non risponde proprio perché non vuol sentire niente. Non vuol sentire parlare di questo misterioso Darko, a Rouen. Cos'è Rouen? Rouen, Reims. Beh, Reims, l'ho buttata lì per un po' di champagne. Vabbè, niente, dai, va bene, hai visto che gente? Come niente? Giovanna. Non so più le Giovanne d'Arco d'una volta, No. No, davvero. Jeanne d'Arc. Una donna in nulla, una ragazza, una certamente analfabeta, poverina, come faceva? Era una pastorella, non sapeva né leggere né scrivere, ma sapeva condurre alla vittoria degli eserciti nel nome di Cristo e di Dio, vero? Poi l'hanno fatta santa, insomma, non so se fosse il caso, però ha subito veramente tante... Pronto? Olindo! Chi è che parla? Olindo! Olindo, sì, va. Olindo, ti ricordi? Sono Olando. Olindo. Dimmi. Senti, Olindo, ascolta. Io sono molto vicino a te. Hai capito, Olindo? Cioè, io sono il tuo pisello. Mi senti? Sì, ti sento. Ogni tanto però mi senti poco.
Io cerco di farmi sentire, ma non ci riesco. Come mai? No. Olindo. Dimmi, Olindo sì, ma... Io qua sotto ho un po' di problemi con queste due rotonde qui. Quali rotonde? Queste due che sono veramente, guarda, due zitelle tremende. Ciondolano sempre qui, non fanno che ciondolare sotto di me. E io dico, io sono il pisello di Olindo, sa? E loro mi pigliano per il culo che è lì vicino. Ma lei quale Olindo ti parla? Com'è il cognome? Olindo? Olindo sì. Beton. È il cognome? Beton. Beh? Beton. Io abito in Braglia. Appunto, Olindo. Ti volevo dire, io ho bisogno di alzare un po' la testa. Sì, voglio rialzarmi un po', capisci? Non mi devi tenere sempre in questo stato qui. E poi, Ma chi sei tu? Cambiati le mutande ogni tanto, voglio dire, c'è un puzzo di fiscio, e si va via, Olindo, sono il tuo pisello. Ah, tu ti sbagli. Come no? Non ti ricordi? Pisello. No. Ti ricordi, Olindo? Quant'è che non mi vedi? Tra la pancia. Non mi viene. Ma io abito in Braglia, Io abito in Braglia. Lo so. E tu chi sei? Io sono il pisello, il tuo pisello. Cioè queste due sfere qui sotto mi hanno già rotto e io non posso farci niente perché mi tocca stare giù, sempre voltato verso di loro. E vorrei invece venire un po' più sopra, capito? Aiutami, tirami su, toccami qualche volta. Ma mi prendi in mano solamente per farmi fare la pompa, Io non faccio solo la pompa, sai, nel senso, a volte me ne sono fatte fare, ma tanti anni fa. No, nel senso che mi fa la pompa del piscio, non ho capito, io sono stufo, io voglio fare altre cose, presentami qualche signorina. Hai capito? Qui c'è una questione che io non capisco niente. Ho bisogno di topa. Io non capisco niente di questa questione. Come non capisci? Io piscio invece tanto, e basta, capito? Ma tu chi sei? Il tuo pisello! Ma chi è il mio pisello? Appunto, e sono sempre giù, e ne tiro sempre con queste due palle, e ne posso più, capito? E sono due acide, tremende, puzzano. Pronto? Povero Lindo, parlava del suo pisello no, richiamiamo Lindo, dai, perché è molto candido il povero Lindo, sì. La situazione è tragica, ma Lindo! Mamma mia, Olindo. Sì, Olindo si chiama, Olindo. Abito in Braglia, ma chi se ne frega? Pronto, dimmi. Olindo, sono sempre io. Sì. Non puoi abbandonarmi così. È troppo tempo che non mi fai vivere un po'. Ho bisogno di topa, Olindo. Io non capisco niente di questa faccenda qui. Ma allora, il pisello. Ma cercare il pisello, Appunto, ma cosa te ne fai se non lo adopri? Usalo, no? Ma cosa interessa quello lì a te? Ma a me interessa, ho bisogno di topa. Guarda, io non ce la faccio più, che smetto anche di pisciare, poi è peggio per te, Io mi tappo, Hai capito? Ah, saliva. Guarda che se mi tappo è peggio, Olindo! Appunto. Allora, come si fa? Non lo so. Io da me non ce la posso fare, non posso da solo, capito? Se te non mi accosti a qualche topina, io non ce la fo. Arrangiati. Come arrangiati? Ma guarda che se mi arrangio io, te che fai? Scusa, io sono roba tua, non ho capito. Te pensi che io sia quello di un altro? Sono il tuo, capito? Con queste due non fanno parlare, qui sotto mi riesce nemmeno di dormire la notte. Ma chi sono? Le palle. Le palle, appunto. E allora? E allora? Tu sei una donna. Come? Tu sei una donna. No, io me la troverei se potessi, ma sei te che me la devi trovare. Io? Sì. Non ho fatto mica il mediatore. Come lo fai il mediatore? No. Ma che vuol dire fai il mediatore, scusa, Ma lo fai per te,
Ma guarda che io sono attaccato qui, non sono mica così staccato e indipendente. Io fo parte, io fo parte, hai capito? Olindo, ma quando me la trovi una donna? Io? Sì! Non faccio mediatore io. Non devi fare il mediatore, ma che bischero. Io sono il tuo pisello, abbi pazienza. Tu devi trovare la donna a me, ma te la trovi anche non ho capito, no? Il mio pisello che arrangio io, va. Cosa arrangi te? Magari, è un po' che non mi arrangi più. Cosa fai con quelle manacce lì? Abbi pazienza, poi senti un puzzo qui, ma cambiati mutande. Io poi quando guardo in giù vedo in fondo anche tutte le strisce di H, ma abbi pazienza, cambiatele. Povero Olindo, vabbè, lasciamo stare Olindo perché lui ha già, insomma, ci ha già dato l'idea, insomma. Ma come? Hai capito? Deve fare il mediatore. Ma che mediatore, visto? Lo fa per te stesso, no? Se sono il tuo pisello, non afferrava la realtà, la realtà. Insomma, si fa per dire di questa telefonata. Andiamo avanti, su, via. No, prima si fa, no, prima più si fa, insomma, fa come ti va. Andiamo, così. Ecco qua. Vai. Oh sì. Telecom No, perché vabbè, non importa. Mi piaceva questo signore. Vabbè, non mi piace più. No, non mi piace più. La volpe e l'uva. Dunque, sì, avanti. Certo. Ecco. Oh, via. Avanti, su, avanti. Ecco. Sì. Pronto? Vorrei parlare con Fioravante. Non c'è. E tu chi sei? Suo nipote. Nipote, quanti anni hai? 9. 9, vai a scuola? Sì. Sei già tornato? Sì. Che classe fai? La quarta? La quarta? Sì. Bravo. E vai bene a scuola? Sì. Un minuto lo dico. Ti passa mio zio. Passami lo zio, va, che è meglio. Pronto, buongiorno. Senta, lei mi sta antipatico subito appena mi risponde. C'ha una voce così antipatica che io non la sopporto già. Io già non la conosco e non la sopporto già. No, io non le ho fatto niente. No, non ho fatto niente, ma la sua voce è antipaticissima, ha capito? Lei è di un'antipatia unica, ha capito o no? Sì, ma scusa, il bambino invece era simpatico. Ma lei chi è, scusa? Lei chi è? Io cerco Fioravante. E io sono il fratello. Il fratello di Fioravante. Sì. Fioravante è simpatico. Lei è di un'antipatia unica. E siccome l'ho vista anche se non ci ho mai parlato con lei, una volta o due l'ho vista, no, e anche... Io sinceramente non lo so nemmeno chi è lei. Ma io l'ho vista, lei è anche parecchio brutto. Lei è anche parecchio brutto. Sì, ma scusi, ma mi può dire chi è lei, scusi, prima di tutto? Io sono un grande amico di Fioravante. Ho capito, se hai un grande amico di Fioravante, se mi dice chi è, io gli posso rispondere come di quello che mi sta dicendo lei. Bene, mi chiamo Giovanni Bosco. Giovanni? Bosco. Io gli posso riferire a mio fratello che ha chiamato Giovanni Bosco. Sì, ma con quella voce, ma sente quanto è antipatico. È pure brutto, ma brutto. Ma se io sono brutto, sì. Come fa a giudicare le persone? L'ho vista. Io c'ho gli occhi, no, io mi guardo, c'ho gli specchi, sono piuttosto ben messo. Lei è brutto davvero, Io la ringrazio per la sua cortesia. Ma poi di un brutto antipatico, c'è il brutto simpatico, no? Se mi dice chi è... Si ricorda Totò era brutto ma era simpatico, almeno. Lei è brutto e antipatico. Ma io penso che lei come superiore sarà molto superiore, bravo come superiore a me, guarda. Cosa vuol dire come superiore? Come superiore, in che senso? Più alta. Lei già si mette sotto, già come inferiore, già lo capisce, lo ammette da sé. Senta, io con le persone che fanno così, io non è quando una persona la conosco e lei mi viene a dire una cosa del genere, vuol dire che, cioè non lo so che persona è lei, scusate. Scusate chi? Mi scusi lei? No, prima mi dà del lei, poi mi dà del voi, vede? È anche proprio completamente sballato di cervello. Cioè, lei non è normale, cioè, io credo così. Va bene, Ma come puoi? Io conosco Fioravante. Ho capito. Fioravante è una persona eccezionale, eccellente, direi addirittura un pilastro. Mi fa piacere che è una grande persona. È un fratello così, suo fratello è una grande persona, lei è una nullità. Va bene, sarà una nullità, ma io penso che lei sarà ancora meno di me di nullità.
No, lei pensa. Ma come lo sta pensando lei che di me? Lei sta facendo un giudizio di me? Che non mi conosce. La sa una parola che la descrive perfettamente? Sì. Prolegomeno. Ma guardi, io non le posso dire quello che lei è un gran prolegomeno, guardi, lei è un pezzo di prolegomeno, guardi, io a queste persone devo guardare in faccia per dirle quelle cose. No, io non c'ho bisogno. Io una persona che non la conosco, non gli posso dire quello che è. Ma io l'ho già vista in faccia, so che faccia ha. Mi deve dire dove è brutto da morire, ma scommetto che non si è trovato nemmeno una donna lei nella vita. Ma lei è sposato? Io sono sposato, divorziato, risposato, ridivorziato, risposato. Io ho avuto molte donne, capito? Io conosco anche sua moglie. Perché io sono estremamente bello e lei è brutto. Mi guarda, mi immagino le persone come lei che bellezza c'ha. E non solo brutto, ma anche antipatico e probabilmente ce l'ha anche piccolo. Ce l'ha anche piccolo, lei è un vero prolegomeno. Adesso chiudiamo il discorso, adesso mi dice prolegomeno! Però antipatico davvero, non so se fosse brutto, ma certo bello non sarà stato. In ogni caso antipatico sicuramente già la voce mi ha dato queste. Ora richiamo perché ho ritirato fuori il prolegomeno, abbiate pazienza perché insomma devo dire che cosa. Guarda, non vuol più parlare con me, è stato colpito, prolegomeno entusiasmo e direi anche catecumeno, guarda, perché, perché uno così non può essere che un catecumeno, ecco, vabbè, sì, andiamo, sì, vabbè, poi ve lo dico, cosa vuol dire, via, sarà buono, ma se ve lo dico non sono tanto buono, perché vi impedisco di andare a cercarvelo da voi, quindi vi impedisco una ricerca che potrebbe essere, però siete pigri magari, poi ve ne scordate, non lo fate, e io vi impongo di saperlo. Va bene, dai, forza, ho fatto un altro numero, sì, accidenti, che inno. Non rispondo, peccato, perché sa come si chiama questa? Fracchia. Peccato, Fracchia, mi faceva Fracchia, sì. No, niente. Vabbè, è peccato perché mi sarebbe piaciuto tanto parlare con Fracchia. Sì, vabbè, andiamo. Lo so, se poi trovo Fantozzi è ancora meglio. Andiamo a vedere via su, vabbè, c'era un Fantozzi anche in politica. Che fine ha fatto quel Fantozzi, Cos'era anche ministro, qualcosa del genere. Quel Fantozzi là, sparito? Ma, Sì, poi spariscono con delle pensioni enormi. Pronto? Sì? Buongiorno. Mi dica. Io cercherei Yolanda. No, hai cambiato il numero. Hai cambiato il numero? Non non abita più lì. Lei? Alice non abita più. Io? Sì. Sono suo nipote. Ah, un attimo allora, un attimo solo. Pronto? Pronto? Sì? Chi parla? Io sono Simona. Ah, Simona, io sono il nipote di Yolanda. Quale? Tu sei anche tu. Io sono figlia della Rossella. Figlia della Rossella, sei nipote di Yolanda. Sì. Ah, ho capito, anch'io sono nipote di Yolanda. Chi sei? Il Corsaro Nero. Chi? Yolanda è mia nonna. Sì. Yolanda, la nonna del Corsaro Nero. No. Hai capito? No. No, quanti anni hai te? Ma lei chi è, scusi? No, se mi dici quanti anni hai, almeno mi rendo conto. Io ne ho 30. Accidenti, scusa, ma pensavo molto più giovane, cioè non sei vecchia, teniamoci, però una voce da bambina. Complimenti vivissimi, Peccato tu sia brutta come uno scarafaggio. Ma insomma, volevo dire, ma Yolanda, quando viene? Pronto? C'è rimasta male? C'è rimasta male dello scarafaggio o di brutta? Forse di tutte e due. Che sistema gli ha codesto? Richiamiamo, dai. Cos'è la vicina così? Questa c'ha 15 anni, no, il doppio. Eravamo tutte e due, sì, nipoti di Yolanda. Sì, la nonna del Corsaro Nero. Pronto? Pronto? Sì, ma chi parla? Io sono il Corsaro Nero, il nipote di Yolanda. Chi? Il Corsaro Nero. Senta. Cosa? Ma a me mi ha già rotti i coglioni.
Senta. Prima che mi suona il telefono, a me mi ha già rotto i coglioni. Lei i coglioni se li mette in bocca e poi stringa forti i denti. In bocca a Tomà, primo. Come? A chi? Se non la smetti di telefonare... Tomà e Topà, lo dico io, capito? Ma vanno a rompermi i coglioni. Coglioni? Sì. Sempre in bocca ce l'hai? Non l'hai ancora masticati? Metti i coglioni in bocca. Da te? Alla mamma? Alla tua? Alla nonna, sai? Alla nonna, capito? Yolanda. Allora, o mi dice che è lei, o primo, io sono un carabiniere, vado a fare una bella... Sono carabiniere? Ah! Complimenti! Complimenti! Bella figura ha fatto fare ai carabinieri lei. Bella figura con tutti i coglioni, Questo qui è il mio numero Complimenti! di casa, non mi deve chiamare. Lei è un bel parallasse, glielo dico io. Ecco. Hai capito? Ma che sistema? Ma un carabiniere, prima cosa, non ti comporti così da carabiniere, se sei un carabiniere. Seconda cosa, non dici io sono un carabiniere, perché è di un cattivo gusto unico, no? È come quella che dice, io ho la nonna malata, ecco, oppure ho il mal di cuore. E la prima cosa che ti dicono, caro carabiniere, sono costretto a richiamarti, non è colpa mia, è colpa tua, scusa, ma è colpa tua. Abbi pazienza. Io in fondo che cosa ho detto? Sono il nipote e lui voleva mettere i coglioni in bocca a mia madre, capito? Ma complimenti, bella figura hai fatto fare all'Arma, bella figura, complimenti. Se stai ascoltando in questo momento, tu volevi mettere i coglioni in bocca a mia madre, bel carabiniere, complimenti, bravo. E poi cosa vuoi fare, Cosa vuoi fare? Che i testimoni, sai, e parecchi. Ecco. E la registrazione della telefonata? Che volevi mettere i coglioni in bocca a mia madre? Complimenti, fa il carabiniere lui? Ma te pensi di farmi paura a me? No, io non ti faccio paura, non ti voglio far paura. Oh figliolo, con gente come te, c'ho a fare tutti i giorni io. Ma no, te hai a che fare sicuramente con gente peggiore di me, molto peggiore. E dedicati a loro e lascia stare mia madre e i tuoi coglioni, hai capito? Ecco, sempre coglioni. Hai capito? Te hai capito? Hai capito? Io non ho offeso nessuno. Te hai offeso. Cosa ho detto? Ho detto che è brutta. E che vuol dire? Stai zitto. Dire brutta non è un'offesa, è una verità, un'amara verità. Complimenti vivissimi, hai fatto una brutta figura, una pessima figura. Hai capito? Questo non devi, non puoi, non si. Tu hai detto i coglioni in bocca a mia madre e non detto almeno la mangia anche cosa, mamma, le secca. Ma via, andiamo. Vabbè, ci siamo scontrati con una persona che sicuramente ha travisato il tono della mia telefonata, un vero parallasse. Vabbè, andiamo avanti, sì, tanto, fa vedere, sì, no, sì, c'è ancora un po', certo, sì, no, ma, oh mamma, ma che lo so io, no, stavo cercando, ho visto qui un cognome buffo, devo dire, devo dirlo, è buffo. Ma come, non è bello così, cioè non è giusto. Cavalleria, non me lo finisce, Pronto, cavaller, e poi? Cavaller? Scusi, ma chi parla? E non me lo finisce qui, cavallero? Mi sente? Ma lei mi dice chi è? Cavallero? Io voglio sapere lei chi è. Io sono Falapace. Vabbè, se lei fa la pace, io sarò falla sempre, tutti i giorni. Sì, anch'io. Devo dire, non mi lamento. Come? Scusi, ma se io sono fa la pace, lei cosa può essere? Non capisco, mi dica lei. Scusi, ma si può sapere che cosa lei vuole? praticamente mi ha risposto fa la cacca, praticamente, scusi se glielo dico, no? Ma è un po' volgarotto. No, è lei perché ha detto da farla tutti i giorni, penso che sia praticamente quella lì, immagino. È un po' volgarotta, signora, attenzione, Cioè, scusi, io ho detto, mi chiamo fa la pace, va bene?
Vabbè, se lei si chiama Falapace sono contenta, piacere. Perché lei si chiama? Lei si chiama? Lo dica. Vede che non lo vuol dire? Lei si vergogna del suo cognome. Ma scusi, ma si telefona in questa maniera la gente? Solo che dopo il cognome c'è questo Cavaller che non mi finisce e non so che cosa voglia dire. In ogni caso, ma scusi, lei si vergogna del proprio cognome? Io dico mi chiamo... No, non mi vergogno, perché io mi chiamo Falapace. Ma che lo so io. Non è l'unica però. No, non è l'unica, bisogna anche un altro, perché questo cognome mi garba, non hai mai sentito un cognome così, mai visto, sì, scusa, che cognome può essere se io mi chiamo Falapace? Bravi, madonna, ma vous siete bravi, accidenti, come vous siete che vous potete essere, va? Vous siete che vous potete essere. Davvero? Bravi. Cioè, era difficile. Azzo! Ma tanto difficile. Sì. Sì, forza dai però, se non mi rispondi. Pronto? Pronto, buongiorno. Signor Falaguerra? Senta, qua è l'ufficio dei cognomi italiani. C'è un problema. Lei deve cambiare cognome. Mi capisce? Mi sente? La sento molto lontano, io la sento poco, può avanzare per favore la voce? Di più? Di più? Signor Falaguerra, lei capisce che un cognome così è impossibile oggi portarlo? No, siccome, sa, noi abbiamo un po' di problemi con gli islamici, eccetera, sa com'è, ci cacchiamo addosso, e lei non può più chiamarsi Falaguerra. No, dobbiamo cambiare il cognome. Lei si chiamerà Falacacca. Le piace Falacacca? Ma non la sento, parli più forte. Non le piace. Non le piace Falacacca? Beh, allora va bene, la chiamerò signori Stitici, che le devo dire? Non mi piace fare la cacca. Ma mi sente? Io la sento poco. C'è qualcosa che non va, sa? Allora, lei venga ai nostri ufficio anagrape, se non fa la guerra, che posso farci? Si chiama così. Purtroppo oggi come oggi non ce lo possiamo permettere, capisce? Potrebbe essere pericoloso anche per lei, sa? Fava caciosa e non fa male a nessuno, anzi, un po' di cacio, capito? Cosa devo questa telefonata? Oh mamma mia, ma lei quante se ne è fatte stanotte di pere, non so nemmeno se qualcuno dovesse ascoltare questa telefonata non la sentirebbe nemmeno. Parli più forte, è moscio. Fa la guerra e le boscio. Tiri fuori i carri armati. Oh! Mamma mia. Ma lei proprio me doveva rompere le palle. Lei stava dormendo? No, perché sembra che dorma ritto lei, Ma pensi lei cosa sembra? No, lei sembra veramente, guardi, glielo dico cosa sembra? Un prodromo. Ha presente i prodromi? Quelli che camminano veloci, quegli insettacci, Lei è uguale, un prodromo. Ha presente? Oh, mamma mia. Lei è rallentato. Ma lei è idiota così o... Mettala avanti veloce, sennò qui non si cammina. Ma lei è sempre idiota così o... finalmente comincia a sentirla, complimenti, io non l'ho mica offesa, sa. A parte un prodromo, vero? Per carità. Un vero prodromo. Sai quelli che hanno anche le ali. Senta, adesso mi ho rotto le palle. Adesso mi ho rotto le palle. Mamma mia, questo qua era molto strano. Secondo me fatto, strafatto, strarifatto. Notte in bianco, magari con qualche travestitone. Sì, forse di nome si chiama Lapo, non lo so. Può darsi, il signor Falaguerra. Vabbè, ma... No, si chiama proprio Lapo!
Ehi, volete il GIR per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52. Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333 e bischere tu sei te, se tu rompi le palle, allora! Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.